Nuovo governo, il presidente del Veneto Luca Zaia, auspichiamo venga dato l'incarico a Matteo Salvini, serve, dice, un governo stabile per confrontarsi sull'autonomia della regione. Lo scorso anno per protestare contro il suo licenziamento c'erano stati cortei e sit-in, oggi il giudice ha stabilito che Augustin Breda, lavoratore e rappresentante sindacale, venga reintegrato all'Electrolux. In vendita la villa sul terraglio di Claudia Minutillo, la segretaria dell'ex presidente del Veneto Galan, anche lei coinvolta nella vicenda Mose. Chi l'acquisterà dovrà sborsare 2,5 milioni di euro. Case popolari assegnate senza alcun rispetto del bando e delle graduatorie e l'accusa dei leghisti nei confronti dell'amministrazione comunale di Treviso. La polizia ha arrestato un ex richiedente asilo a cui lo status di rifugiato era stato negato, che spacciava i ragazzini a Conegliano in poco più di 3 mesi affari per 20.000 euro. È stato ritrovato questa mattina in un bosco di Cornudo il 46enne di cui non si avevano più notizie da lunedì. L'uomo è in buone condizioni di salute. Si sposerà il 26 maggio Giancarlo Gentilini, top secret la location, ma non sarà a Treviso, lo faccio per amore, ha detto l'ex sindaco. I titoli dell'edizione di Treviso, dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati in primo piano la politica e la formazione del nuovo governo. Oggi ha parlato di questo anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha detto auspichiamo che l'incarico venga dato a Matteo Salvini, e poi ha aggiunto è necessario un governo stabile con il quale confrontarsi sull'iter per l'autonomia del Veneto. Oggi auspichiamo che l'incarico sia dato a Matteo Salvini, che è colui che rappresenta la coalizione che ha preso più voti, cioè il centrodestra. Il governatore del Veneto Luca Zaia spera in un mandato per il leader del Carroccio Salvini. Lunedì il capo dello Stato Mattarella ha convocato nuovamente i partiti per un nuovo giro di consultazioni in un'unica giornata, sperando in un accordo, anche se sembra sempre più probabile un governo del Presidente. Il lavoro che ha fatto finora il capo dello Stato è perfettamente in linea con quello che doveva accadere, ha spiegato Zaia, che però poi sottolinea come dal voto del 4 marzo siano trascorsi già 61 giorni e l'Italia sia ancora senza un premier. Resta ovviamente l'imbarazzo di 60 giorni buttati al vento e ovviamente anche di chi ha voluto dare le carte in questi 60 giorni, perché si parla spesso di centrodestra, si parla di Lega, di Forza Italia, si parla di PD, ma nessuno ricorda che chi ha voluto tentare di dare le carte per 60 giorni sono stati in quel momento 5 Stelle, che oltre a tentare di dare le carte hanno dato veti a destra e a manca. 5 Stelle che per bocca del loro leader Luigi Di Maio invocano di tornare alle urne a giugno. Quando si tornerà a votare, spiega il presidente Zaia, bisognerà però farlo con una nuova legge elettorale. Dico, nel momento in cui si dovesse andare a voto bisogna assolutamente andare con una nuova legge elettorale, altrimenti diventa una farsa e i cittadini l'hanno capito. Per la regione Veneto è importante che venga formato in tempi stretti il nuovo governo, aggiunge poi Zaia, per poter proseguire l'iter dell'autonomia. Ci servirà ovviamente un interlocutore, perché l'articolo 116 della Costituzione è chiaro, dice che la Regione dovrà chiudere un'intesa con il governo. Ci vuole un governo, ci dicano, vabbè, c'è il governo Gentiloni, però non mi sembra il caso di dire che si possa chiudere un'intesa con un governo che ormai si sta spegnendo come una candela. Ci vuole un governo forte che garantisca governabilità. Andiamo ora a Susegana. L'anno scorso per protestare contro il suo licenziamento erano stati organizzati cortei e sit-in. Ebbene, oggi il giudice ha stabilito che Augustin Breda, lavoratore e rappresentante sindacale, venga reintegrato nello stabilimento Electrolux proprio di Susegana. Il Tribunale di Pordenone ha disposto il reintegro in azienda di Augustin Breda, storico esponente sindacale dell'Electrolux di Susegana, licenziato nel giugno scorso con l'accusa di aver abusato dei permessi previsti dalla legge 104, un provvedimento che scatenò la protesta degli operai e dei sindacati scesi in piazza per difendere il lavoratore. Il giudice non solo ha spiegato che ha usato correttamente la legge 104, ma ha anche verificato che la motivazione del licenziamento non era appunto l'improprio uso della 104, ma una motivazione ritorsiva verso il sottoscritto per l'attività di delegato, di rappresentante dei lavoratori, delle tutele che esercitava nei confronti dei lavoratori come elemento appunto di ritorsione.
Ora Breda attende di essere contattato dalla multinazionale che secondo la sentenza, oltre a reintegrarlo, dovrà pagare arretrati e spese legali. Mi aspetto che non ci siano troppe lungaggini e possa riprendere l'attività intanto come operaio e poi con le prossime RSU, se i lavoratori vorranno, anche quale delegato. In una breve nota anche la CGIL, che a sua volta ha fatto causa all'Electrolux per attività antisindacale, ha espresso la sua soddisfazione per il pronunciamento del giudice. Ma con che spirito tornerà ora Breda in azienda? Positivo, io spero che l'azienda abbia capito e capisca che non si risolvono i problemi cacciando le persone che hanno competenze, ma serve confrontarsi. Se, come a me pare, le condizioni di lavoro sono un problema perché creano malattie, creano difficoltà ai lavoratori, se uno pone la questione, se lo pone tecnicamente con ragione, visto che tra l'altro lo Spisa l'ha confermato, nel frattempo ci sia da confrontarsi. E adesso vi mostriamo il nostro viaggio alla scoperta della villa che si trova sul Terraglio, ai confini tra Mogliano e Mestre, villa di Claudia Minutillo, per tutti la segretaria dell'ex presidente veneto Galan e anche lei protagonista della vicenda Mose. Villa che torna in vendita, si tratta di un edificio sontuoso bagnato dal fiume Dese all'interno dello storico complesso di Villa Volpi. Buongiorno avvocato, mi scusi. Buongiorno. Lei conosce dov'è Villa Minutillo? Villa Minutillo è quella. Discreta ma importante, come la sua attuale proprietaria, ecco la villa di Claudia Minutillo, ex segretaria dell'ex doge veneto Giancarlo Galan. Difficile individuarla se non si conoscono i vicini giusti. Praticamente non si vede dal terraglio, coperta dall'immensa villa del conte Volpi di Misurata, anche se con quel complesso le ex scuderie non c'entrano nulla. E il conte, ideatore della mostra del cinema al Lido, avrebbe certamente premiato la trama di un film attorno a questa villa, se non fosse che la vicenda è tutta vera. Protagonista una segretaria da 2.000 euro al mese, che vive in un mondo dove girano compensi a cifre ben più alte. Una sorta di Cenerentola, che però negli anni diventa proprietaria di un appartamento da 1.800.000 euro a Jesolo, e poi, poco prima dello scandalo Mose, di questo edificio, staccando un assegno da 2.400.000 euro. Ma non basta, dentro queste mura, che riprendiamo da lontano perché protette da un sofisticato sistema d'allarme allargato ai 550 metri quadri del giardino, la segretaria Minutillo ci mette dentro un arredamento stimato a non meno di 280.000 euro, tra i 70 metri quadri della veranda ingresso e gli oltre 240 tra piano terra e quello nobile. Così la Cenerentola di Palazzo Balbi è diventata, vivendoci, la principessa di Villa Volpi. La signora Minutillo l'ho conosciuta anche tempo fa, la vedevo molto più spesso appena trasferiti noi qui nel 2016, ultimamente sinceramente la sto vedendo molto poco. Poi arriva lo tsunami del Mose, l'arresto, la lunga confessione, il patteggiamento e i conti con l'Agenzia delle Entrate e la Corte dei Conti. Ecco perché dopo quella di Jesolo anche questa villa è nel sito di una nota agenzia immobiliare in cerca di un nuovo proprietario. So che sono in corso delle trattative, questo lo so di per certo perché un conoscente l'ha appena visitata. Contesto importante, vicini come un miliardario americano e pare l'attuale presidente del Calcio Venezia. Per gli interessati la richiesta è di 2,5 milioni di euro, più o meno la stessa del 2016, quando pareva fosse già passata di mano. L'anno scorso era giunta voce che questa porzione immobiliare fosse stata acquistata da un messicano. È una cosa che ho letto sui giornali sinceramente, dopo penso non se ne sia più fatto nulla perché ho continuato a vederla. Resta da capire come sia stato possibile che una segretaria abbia fatto così tale fortuna, o se questa fortuna non sia sua ma dell'ex assessore Renato Chisso, considerato che la Minutillo ha dichiarato di aver fatto da prestanome in più di un'occasione. E l'occasione, come si dice, fa l'uomo, o meglio in questo caso la donna. Continuiamo a parlare di case, ma di case di tutt'altro livello, sono le case popolari, con l'accusa che arriva dai leghisti e rivolta all'amministrazione Manildo. I leghisti che dicono case popolari assegnate a Treviso senza alcun rispetto del bando e delle graduatorie.
Assegnazione case popolari a Treviso, l'accusa dei leghisti. Residenze regalate in via della casa comunale, indirizzo fittizio a cui fanno riferimento per lo più sbandati ed extracomunitari senza fissa dimora. C'è un caso che grida vendetta, un signore straniero che era residente a Paese, che è stato cancellato dalle liste dell'anagrafe di Paese per irreperibilità. Il comune di Treviso gli ha regalato la residenza in via della casa comunale, che è un indirizzo fittizio che non esiste, e subito dopo gli ha dato la casa popolare. Ma non basta. Secondo lo studio censito dei candidati consiglieri della lista Zaia Gentilini, le 12 case di edilizia popolare a Treviso nel 2017 sarebbero state assegnate in base a una graduatoria provvisoria e senza alcun rispetto di chi invece era in lista da anni come previsto dal bando. Sono state fatte tutte per andare a regolarizzare una precedente assegnazione fatta in via provvisoria, quindi senza attingere al bando. Quindi significa che sono state fatte a persone che non avevano bisogno? Che non avevano assolutamente bisogno e tantomeno diritto, sono state solo regolarizzate, è stata una specie di condono. Risicata inoltre la percentuale delle case assegnate a italiani e trevigiani è pari soltanto al 30%, leghisti che vogliono reintrodurre il requisito di residenzialità, detto anche di trevigianità. Assolutamente sì, ma non solo. Noi vogliamo entrare nelle istruttorie delle emergenze abitative perché dobbiamo finire di premiare chi effettivamente non ha bisogno e che si dimostra, tra virgolette, un finto povero. La cronaca ci porta ora a Conegliano, dove la polizia ha arrestato un ex richiedente asilo a cui era stato negato lo status di rifugiato. L'uomo spacciava ai ragazzini tra il centro e la stazione, in poco più di 3 mesi, affari per 20.000 euro. Spacciava marijuana ai ragazzini, anche quindicenni, nel centro di Conegliano, piazzale Zoppas, stazione dei treni, Parco San Martino, via Vespucci. Vistasi respinta la richiesta di asilo, era rimasto in Italia da irregolare. Un 23enne del Gambia è stato arrestato dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Treviso, in cui gli si contesta la cessione in poco più di 3 mesi di 2.300 dosi di marijuana a una ventina di clienti. Il giovane era stato sorpreso lo scorso 31 gennaio con addosso 20 grammi di stupefacente e 70 euro ed era stato denunciato. L'attività successiva di polizia giudiziaria, grazie anche all'attività di coordinamento dell'autorità giudiziaria, ci ha permesso di fornire un quadro di ricostruzione che vedeva coinvolto il cittadino gambiano nel centro di Conegliano e quindi nelle zone che sono tradizionalmente monitorate da noi per il contrasto all'attività di spaccio, e soprattutto un percorso di approvvigionamento anche con soggetti minorenni, in particolare intorno a una decina, che siamo riusciti a contattare e a evidenziare all'autorità giudiziaria come fruitori dello smercio. 22 acquirenti, 9 minorenni, contatti veloci via WhatsApp. Da fine gennaio a oggi lo spacciatore è riuscito a piazzare 4 kg di marijuana per un giro d'affari di almeno 20.000 euro. Al vaglio ora il contenuto dei 2 telefoni cellulari sequestrati e il canale da cui il 23enne si riforniva. Sicuramente il soggetto ha una distribuzione e dei contatti che sono in corso di accertamento, verificheremo che tipo di approvvigionamento lo stesso è in grado di ottenere. Morto prima della partita di calcio Roma-Liverpool, ucciso da un arresto cardiaco, è la tragica fine di un poliziotto trevigiano in servizio alla questura di Padova. Stroncato da un infarto durante la trasferta di lavoro a Roma per la partita di Champions League tra i giallorossi e il Liverpool. È morto così a soli 57 anni Mauro Pratelli, ispettore della Polizia di Stato in forza al secondo reparto mobile di Padova, ma residente nella Marca, a Quinto di Treviso, nella capitale, per assicurare il servizio d'ordine durante un match caldo dopo i fatti di Liverpool. Pratelli, la mattina del servizio, non è sceso dalla sua stanza. I colleghi che sono andati a cercarlo lo hanno trovato senza vita, stroncato probabilmente da un arresto cardiaco. Agente apprezzato dai colleghi che lo avevano soprannominato il gigante buono per la sua altezza, non aveva dato alcun segno di malessere che lasciasse presagire la tragica fine. Lascia la moglie e 3 figli di 30, 25 e 20 anni.
Incidente questa mattina a guarda di Montebelluna, dove un pullman con a bordo una scolaresca croata si è incastrato nel sottopasso. Nessuna conseguenza fortunatamente né per l'autista né per i 37 alunni e 8 insegnanti a bordo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna per liberare il mezzo. Inevitabili le conseguenze al traffico rimasto a lungo bloccato. È stato ritrovato questa mattina in un bosco di Cornuda il 46enne di cui non si avevano più notizie da lunedì. L'uomo è stato trovato in buone condizioni di salute. Lieto fine nella vicenda del 46enne giardiniere di Moriago della Battaglia di cui non si avevano più notizie dal lunedì. L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute questa mattina in un bosco a Cornuda. La sua scomparsa aveva mobilitato non solo una sessantina di volontari, vigili del fuoco e carabinieri di Vittorio Veneto, ma anche familiari e amici che attraverso i social avevano lanciato appelli perché venisse ritrovato. Il 46enne, che è molto conosciuto a Moriago, sembra che si fosse allontanato in sella alla sua bicicletta. Le ricerche avevano principalmente interessato i comuni di Pederobba, Vidor, Crocetta del Montello e Moriago della Battaglia. Ad accorgersi della presenza dell'uomo, un passante che questa mattina intorno alle 9 ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM che hanno trasportato il 46enne all'ospedale di Montebelluna per dei controlli. Tutta Moriago, con il sindaco in testa che insieme ai suoi molti concittadini era stato coinvolto nelle ricerche, ha tirato un sospiro di sollievo per questo felice epilogo. E andiamo adesso a Vidor, dove i carabinieri sono risaliti al responsabile di uno scippo con vittima un 61enne. Ha attirato l'attenzione di un passante con la scusa di chiedere un'informazione, ma una volta avvicinatosi gli ha strappato con un gesto violento la catenina d'oro dal collo ed è scappato. L'episodio in un giorno festivo, lo scorso 25 aprile a Vidor, vittima un 61enne di Asolo che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Uno scippo in piena regola alla luce del sole in un paese tranquillo in cui episodi del genere non sono di certo all'ordine del giorno e che per questo ha destato preoccupazione e rabbia tra i residenti. Ora i carabinieri della stazione di Fonte sono arrivati a identificare il responsabile dell'episodio, un 24enne di origini marocchine, residente proprio a Fonte, con alle spalle già precedenti analoghi. Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per furto con strappo. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie da Treviso e provincia. Andiamo allora proprio nel capoluogo della Marca per parlare di Giancarlo Gentilini, futuro sposo che rivela e canta il suo amore per Maria, sua sposa, in seconde nozze. Svelata la data dei fiori d'arance prevista per fine mese, esattamente per sabato 26 maggio. Io ho bisogno alla sera di essere coccolato, amato, perché Dante disse è l'amore che muove tutte le cose e Gentilini ha mosso l'amore di Maria e ha mosso l'amore di tanta gente, perché tanta gente si è congratulata con me. Felice per il grande passo è lui stesso a rivelare il retroscena di questa sua nuova avventura. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini, stavolta in veste di quasi sposo, annuncia ai nostri microfoni la data dei suoi imminenti fiori d'arancio. È il giorno 26, lo posso dire, 26, vedremo dove andrò. E di anticipazione in anticipazione lo stupore nell'apprendere che non sarà nella sua Treviso né forse il suo Veneto a siglare questo nuovo idillio d'amore. Fuori provincia, fuori provincia, fuori provincia. Fuori provincia, fuori Veneto. Fuori del Veneto forse anche. Maria Assunta Pace, la futura sposa, originaria di Potenza, vive a Treviso da tempo immemore e c'è chi giura che dopo il Vangelo secondo Gentilini la location potrebbe proprio essere Roma. La soluzione a chi scioglierà il criptico rebus. Sarò a Treviso, certamente. Sposato da un sindaco leghista. Ecco, sì, la Lega del 1994 che ha segnato la storia mia continuerà a segnarla. Bouquet in mano il leone ruggisce ancora e canta per la sua presto sposa. Parlami d'amore, Mariù,
tutta la mia vita sei tu. Questa è la canzone dedicata a Maria. Come sempre Gentilini sa come dominare e domare il suo pubblico e tra i presenti l'applauso scatta in automatico. È l'amore che lega, è l'amore che è alla base di tutte le operazioni di questo mondo. Amore, amore, amore. Parliamo adesso di questo pazzo tempo che sta caratterizzando questi giorni, queste settimane, perché anche le prossime ore saranno caratterizzate da alcune piogge, poi da domenica tornerà il bel tempo e temperature quasi estive. Dopo il caldo fuori stagione dei giorni scorsi, la pioggia sta accompagnando questo primo fine settimana di maggio. Sabato sussisterà ancora questa instabilità che potrà dare ancora occasioni per qualche rovescio temporale, soprattutto nel pomeriggio. Ma il tempo comunque è macchia di leopardo che interesserà soprattutto le zone interne e montuose. Da domenica però le nuvole lasceranno spazio al sole. Il sole sarà prevalente su quasi tutta la regione, con temperature in aumento di 4-5 gradi rispetto a sabato, quindi con valori diurni fino a 27-28 gradi sulla pianura. Bel tempo che caratterizzerà anche l'inizio della prossima settimana, con sole e temperature massime intorno ai 25-27 gradi, almeno fino a mercoledì. Cambia nuovamente lo scenario da giovedì, quando un nucleo di aria fresca in quota porterà una nuova ondata di temporali che potrebbero estendersi anche fino a domenica 13, festa della mamma. E adesso parliamo di un'iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni del Ghana. È partita dall'impegno di Enrico Biasutti, per 3 anni capo della squadra mobile della Questura di Treviso e ora dipendente dell'ambasciata italiana proprio in Ghana. Sfruttando la larghezza. E quindi dà l'idea il reparto per esempio delle mamme che partoriscono, le mamme stanno in un'unica stanza di circa 30 metri quadrati in 60 stese sul pavimento. Questo è solo un esempio delle condizioni di vita di donne, uomini e bambini in Ghana, situazione che Enrico Biasutti ha potuto toccare con mano durante la sua attività all'interno dell'ambasciata italiana di Accra. Durante le sue visite in strutture sanitarie e istituti che ospitano ragazzi disabili, il diplomatico ha visto di persona le precarietà in cui vivono queste popolazioni. Così Enrico Biasutti, ex capo della squadra mobile di Treviso, sfruttando le relazioni nate proprio durante i 3 anni di lavoro sul territorio trevigiano, ha creato una rete di solidarietà cresciuta sopra ogni aspettativa. Abbiamo fatto semplicemente un gruppo WhatsApp con degli amici, ho fatto riferimento ovviamente alla mia rubrica, eravamo 140, a un certo punto li ho contati, 140 persone, fra i quali ovviamente anche appunto 3 dirigenti scolastici, un amico della Diadora, gli ospedali, quindi abbiamo toccato anche delle istituzioni che erano in grado di fornire qualcosa di più. In poco tempo l'iniziativa Insieme per il Ghana ha riunito 140 tra privati, aziende e istituzioni che hanno inviato in Ghana strumentazioni e materiali ospedalieri, materiali di cancelleria, libri, abbigliamento e calzature, giochi e biciclette, coinvolti anche gli studenti del liceo classico Canova di Treviso. È molto bello appunto vedere soprattutto oggi giovani così sensibili e di così profonda umanità a fronte di tanti episodi invece di arroganza piuttosto che di prevaricazione dei più deboli. L'organizzazione ha dovuto fare i conti con i costi per la spedizione dei container e le ferree regole della dogana ghanese, ma alla fine la gioia delle popolazioni locali ha ripagato di ogni fatica. È sempre una festa con i bambini, che ti porti una caramella o che ti porti un pallone o che tu porti un giocattolo, per loro è sempre una festa. E adesso lo sfilamento delle auto storiche che si sono date appuntamento per 3 giorni nella Marca trevigiana. La mitica Giulia Verde Bottiglia, vecchia auto d'ordinanza della polizia, quindi in ordine sparso la Duetto, l'Alfa Spider, ma anche l'americana Buick Super del 52, la Flavia, la 112 e l'immancabile Testarossa Ferrari.
Eccole nella sfilata Forcella Mostacin, bellissime, ognuna con la propria storia e con intrecciata, quella di chi dopo sapienti, minuziosi recuperi l'ha voluta mostrare strombazzando allegra e felice tra le vie del raduno della 3 giorni di Marca. Dai Colli Asolani al Parco del Sile le auto e i loro proprietari, con familiari, amici e parenti al seguito, non si sono risparmiati e hanno macinato chilometri asfalto negli scorsi 28, 29 e 30 aprile. L'occasione, la 29esima edizione delle auto storiche provenienti per lo più da Italia e Germania, con protagoniste una 60ina di vetture rigorosamente d'epoca. Sabato l'appuntamento dove se non in Piazza dei Signori a Treviso, domenica tappa a Villa Braida fino ai Colli di Asolo, per concludere lunedì con la mostra statica a Casale sul Sile in Piazza della Chiesa. Il tutto a firma dell'Historic Car Club Sile. Appuntamento al prossimo anno. Subito dopo di noi nuova puntata di 20 e 10, si parlerà di sanità veneta con il direttore generale dell'USL 5 Polesana. Con le notizie da Treviso ci fermiamo qui, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Proseguirà un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di sabato 5 maggio. Sul Veneto condizioni di maltempo, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, molte nubi con locali rovesci e temporali a carattere sparso possibili soprattutto sui settori centro-meridionali, localmente anche di moderata intensità. Temperature in lieve aumento, minime tra 14 e 16 gradi, massime comprese tra 21 e 27 gradi circa. Condizioni di tempo piuttosto invece sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà in prevalenza asciutto. Il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, solo con qualche pioggia locale temporale possibile soprattutto sui rilievi. Fenomeni in cessazione entro la serata. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi. Il tempo sarà instabile sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sin dal mattino con qualche precipitazione anche a carattere sparso e localmente temporalesca. Migliorerà lievemente con fenomeni in cessazione già entro la nottata. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.